L'atteso sistema metropolitano ferroviario regionale, atteso nel senso che se ne parla ormai dai fine degli anni '80 e finalmente si cominciano a vedere le prime realizzazioni che dovrebbero portare all'avvio del sistema stesso fra qualche anno, è un elemento decisivo per cambiare il modo di muoversi e anche di vivere all'interno dell'area centrale del Veneto, fatta da Padova, da Venezia e da Treviso, e a renderle queste tre città molto più vicine, il far sì che le persone usino un mezzo di trasporto completamente diverso da a cui sono state costrette negli ultimi anni, appunto la macchina. La superficie metropolitana rappresenta la possibilità di trasporto di migliaia di persone che lascerebbero a casa la propria automezzo, la propria autovettura, riducendo le emissioni in atmosfera del famoso PM10 che sta ormai colpendo tutta quest'area, tutta la pianura padana, per dirla in maniera corretta. Però la coincidenza e la sinergia, possiamo parlare, di trasporto su gomma, trasporto su rotaia e aeroflotte danno la possibilità di avere la velocità del trasporto delle merci, delle persone per gli affari, ma rappresenta anche una qualità di vita migliore perché conteniamo anche l'aspetto proprio di inquinamento ambientale. La provincia è interessata moltissimo all'avvio di questa grande infrastruttura perché effettivamente vuol dire ridurre quello che è il peso del traffico nelle nostre strade, che oggi siamo ancora carenti anche se sono state realizzate alcune grandi arterie e si stanno appunto anche a realizzare altre come il passante di Mestre o l'avvio della Pedemontana. Il fatto di avere appunto questa infrastruttura per noi è un momento importante perché vuol dire anche rivedere tutto il concetto dei trasporti, cioè non più dei trasporti lineari, cioè di collegamento diretto tra le città, ma diventano trasporti su gomma di adozione a quella che è il tessuto metropolitano, cioè in pratica, come si suol dire, in perpendicolare. Un territorio che sarà attraversato dal corridoio 5, che sarà punto di approdo per quanto riguarda il corridoio 8 per la nostra portualità, quindi un fatto estremamente importante. Ci sono alcune questioni da risolvere innanzitutto. Il primo, un ridisegno complessivo della realtà produttiva di Porto Marghera. Secondo, bisogna ridisegnare il nostro territorio affinché non ci siano più larghi spazi che sono inutilizzati. Questo è stato ed è ancora un territorio che è stato usato oltre misura, dobbiamo in qualche modo ricomporlo e fare in modo che sia più utile e accessibile ai cittadini e anche allo sviluppo economico. Esiste un problema culturale, cioè il fatto di sentirsi come cittadini di questa parte del Veneto parte di un'unica comunità. È un percorso abbastanza lungo e complicato perché nonostante le distanze molto brevi, le culture spesso sono molto diverse. C'è una diversità nel modo di essere, nel modo di pensare, esiste ancora questo forte localismo che si fa sentire e non è semplice creare una cultura metropolitana, cioè il senso di far parte di un'unica comunità di un paio di milioni di abitanti che comprende le vecchie città. La Regione realizza di questa grande infrastruttura la parte portante, diciamo, la parte più impegnativa, la parte principale, però accanto a questa parte principale c'è un intervento assolutamente importante dell'amministrazione locale, che è quello delle cuciture, delle ricuciture del territorio, perché il territorio è fatto di un tessuto, di una rete di connessione di centri, di piccoli centri rurali, di colmelli, di insediamenti frazionali che si sono visti in qualche punto tagliati fuori. Noi sappiamo che la rotaia non può sopportare la gomma su determinati scartamenti e quindi non si possono caricare i tir nei vagoni e questo è fondamentale dove ci siano delle gallerie. Per superare questo credo sia molto difficile, piuttosto invece in quelle zone e in quei tratti dove si può trovare questa collaborazione bisogna assolutamente farlo.
farlo. Ricordo ad esempio dall'est quel famoso studio che era stato fatto a suo tempo ancora dalla Regione Friuli e dalla Regione Veneto, dove si diceva di caricare i tir che venivano appunto dall'est alla stazione di Cervignano e poterli poi del Friuli e poterli quindi scaricare, diciamo, nell'interporto di Padova. Questo sarebbe stato anche uno snellimento del tratto della tangenziale di Mestre, ma purtroppo non si è potuto nemmeno fare questo, e quindi credo che se non ci si veramente renda conto di questo soffocamento che abbiamo nei nostri territori, molto probabilmente andremo ancora incontro a un ulteriore soffocamento.